ora sentiamo com'è la situazione in B, campo principale, il Liberati di Terni, Ternana Crotone, Antonello Brughini. E buon pomeriggio dunque dalle Liberati, anche qui giornata grigia, 14 gradi la temperatura. La capolista Crotone proverà dunque a non farsi sorprendere dalla Ternana, formazione che sta attraversando un buon momento. I rossoverdi umbri infatti hanno infilato 4 risultati utili consecutivi, 2 vittorie e 2 pareggi. Il Crotone, vicinissimo ormai alla prima storica promozione in Serie A, non vince in trasferta da un paio di mesi, 3-2 a Bari. Ivan Juric non ammette la minima distrazione. Nel mirino oggi c'è solo la Ternana, poi alle ore 17 il quadro potrà essere ancora più chiaro. Subito le formazioni, partiamo dalla Ternana, il 4-2-3-1 disegnato alla fine da Roberto Breda. Luca Mazzoni è il portiere, Zanon, Gonzales recuperato all'ultimissimo istante, Meccariello e Janse in difesa, Busellato e Signorelli in mediana, Grossi, Falletti e Furlan a sostegno dell'unico attaccante Fabio Ceravolo. Dall'altra parte, come detto, il Crotone, Alex Cordas tra i pali, Ferrari, Dos Santos e Garzia Tena in difesa, Martella, Salzano, Barberis e Nunzio Di Roberto in mezzo al campo. Il tridente offensivo è formato da Ricci, Budimir e Palladino. Dirige Francesco Paolo Saia di Palermo, per lui 49esimo gettone in Serie B. Studio Daniel Ciofani. Attenzione, c'è il vantaggio del Crotone a Terni al 6° minuto. Dovrebbe essere stato Garzia Tena a mettere dentro il pallone, dunque il vantaggio della capolista. Ternana 0, Crotone 1 a te la linea. A Terni dunque la situazione è cambiata, adesso il Crotone è in vantaggio sulla Ternana per 1-0. Al 6° minuto la rete di testa del difensore Garzia Tena, c'è stato un angolo dalla bandierina di sinistra calciato da Nunzio Di Roberto nel mucchio, un mucchio selvaggio, è staccato più in alto di tutti proprio Paul Garzia Tena. Cacia, l'Ascoli in vantaggio sul Cagliari all'8°, gran gol, ve lo racconteremo tra qualche istante. A te la linea. D'accordo Monaco, dunque dicevamo dell'imperioso stacco di testa di Paul Garzia Tena che ha colpito appunto con la fronte. Mazzoni in qualche modo è riuscito a respingere il pallone, ma al di là della linea bianca nessun tentennamento del primo assistente del direttore di gara, dunque gol regolare e Crotone in vantaggio sulla Ternana per 1-0 dopo un avvio equilibrato. Dunque la rete del difensore del Crotone, adesso la reazione della formazione rossoverde che si era resa pericolosa proprio in avvio di partita con Fabio Ceravolo. Ancora Falletti in possesso di palla che allarga sulla corsia di sinistra per Furlan ha di fronte a sé proprio Garzia Tena, si accentra ancora Falletti che non riesce a liberarsi della guardia di Salzano. Con tutta calma ancora Nunzio Di Roberto può allontanare il pallone dai propri 16 metri. 8° minuto, Ternana 0, Crotone 1, Ascoli. A Liberati la mezz'ora superata da 1 minuto, Ternana 0, Crotone 1, Garzia Tena al 6° minuto. Gara dunque subito e sempre più in salita, ancora però il Crotone, il cross dalla sinistra, stavolta è bravissimo Janse ad allontanare in scivolata il pallone, a metterlo in fallo laterale. Dicevamo gara sempre più in salita per la Ternana che dal 28° del primo tempo è in 10 uomini per l'espulsione di Massimiliano Busellato, che prima è stato ammonito per un fallo a centrocampo su Salzano, poi subito dopo Busellato in pratica ha applaudito l'arbitro sotto lo sguardo appunto del direttore di gara e quindi inevitabile il cartellino rosso. Dunque Ternana in 10 uomini, qualche istante fa anche il primo cambio a questo punto obbligato per Roberto Breda. In campo infatti il centrocampista difensore Valiant slovacco al posto del numero 29 Grossi. Ancora un calcio d'angolo in favore della capolista, seguita, lo ricordiamo qui a Terni, da circa 200 sostenitori che stanno facendo festa. Adesso vediamo il sinistro di Nunzio Di Roberto, Ricci, il tiro di sinistro dal limite, la palla batte sulla gamba di Gonzales e viene allontanata. 33° minuto, Ternana 0, Crotone 1, torniamo ad Ascoli. Ternana 0, Crotone 1, è stato un primo tempo dominato dal Crotone sul piano del gioco. Calabresi in questo momento a +5 sul Cagliari. Il gol che sta decidendo questo confronto dello stadio Libero Liberati lo ha firmato Garzia Tena, difensore 21enne spagnolo del Crotone. Colpo di testa che Mazzoni ha respinto quando il pallone aveva già superato la linea bianca. Ternana in 10 uomini dal 28° del primo tempo per l'espulsione ingenua del centrocampista Massimiliano Busellato. Doppio giallo, Busellato praticamente dopo aver ricevuto il cartellino giallo ha applaudito l'arbitro. Adesso sta per battere dunque il calcio d'inizio proprio la formazione capolista, dunque si ripartirà dal Crotone in vantaggio per 1-0 sulla Ternana. Noi andiamo ad Ascoli. E in questa ripresa fuori Garritano ed è entrato Ciano. Il pareggio della Ternana al 2° minuto, l'Eurogol di Cesar Falletti, dunque siamo in parità, Ternana 1, Crotone 1 al 2° minuto. A te la linea. Terni.
dove quindi la situazione è cambiata. Adesso siamo in parità, Ternana 1, Crotone 1, siamo al terzo minuto. Qualche istante fa, lo abbiamo raccontato in diretta, il meraviglioso gol del pareggio firmato dal fantasista uruguaiano della Ternana Cesar Falletti, per lui 9 gol in campionato. Azione partita da Ceravolo sulla sinistra, Ceravolo per Falletti che si è accentrato, è arrivato ai 25 metri dopo aver superato come birilli 2 avversari, ha sganciato un destro a mezza altezza che si è infilato nell'angolo più lontano dove nemmeno il bravo Alex Cordas è potuto arrivare. Naturalmente è esploso il pubblico dello stadio Liberati. Adesso c'è subito l'immediata reazione della capolista Crotone con il numero 9, con Nunzio Di Roberto che opera sulla destra, lato corto dell'area di rigore, il cross rasoterra di Roberto, pallone in calcio d'angolo. Quarto minuto, Ternana 1, Crotone 1, Ascoli. 8 minuti al Liberati, 1-1 fra Ternana e Crotone. Qualche istante fa Ternana vicinissima al raddoppio, ancora con un numero di Cesar Falletti, stavolta la conclusione del trequartista uruguaiano in maglia rossoverde è stata ben bloccata da Cordaz. Adesso c'è il primo cambio nelle file della formazione ospite, sta infatti per entrare in campo con la maglia numero 8 Mihai Balasa, dunque un centrocampista. Comunque adesso la Ternana in questa fase della partita ci crede, sembra più agile, soprattutto sembra con più idee, la formazione allenata da Roberto Breda, ma il Crotone è sempre padrone del centrocampo. Un cambio obbligato nel primo tempo anche per la Ternana, lo ricordiamo, Valiant infatti ha preso il posto di Grossi. La situazione, adesso siamo al 10° minuto allo stadio Liberati, Ternana 1, Crotone 1, Ascoli. Attacca il Crotone, il colpo di testa di Dos Santos, la parata di Mazzoni, ancora Crotone, ma la Ternana in qualche modo riesce ad allontanare con Furlani il pallone dai propri 16 metri. Se ne va Signorelli che allarga sulla sinistra per Falletti, autore di un Eurogol nel secondo tempo. Al secondo minuto ancora Falletti, stavolta per Ceravolo, spalle alla porta il capitano rossoverde, cerca e trova la collaborazione sulla sinistra del difensore olandese Janse, anche lui adesso alza la testa, poi sbaglia praticamente tutto appoggiando rasoterra all'avversario Salzano che può ripartire. Siamo al 24° minuto, siamo in parità fra Ternana e Crotone, 1-1. Garzia Tena al 6° minuto del primo tempo, il pareggio della formazione umbra al 2° minuto della ripresa con Falletti. Al 19° del secondo tempo Budimir e Ferrari per il Crotone, doppia conclusione ravvicinata, intervento salvatutto del portiere Mazzoni. Ancora Ternana però con Falletti, siamo al limite dei 16 metri, la conclusione a destro di giro, a girare di Falletti che si mette le mani nei capelli perché il pallone esce davvero di pochissimi centimetri. Ancora una ghiotta opportunità dunque per la Ternana, Crotone leggermente in difficoltà. 24° minuto, Ternana 1, Crotone 1. L'attacco del Novara, Spezia 1, Novara 0, un fallo laterale. Il nuovo vantaggio del Crotone al 32° minuto, stavolta ha segnato Ricci, dunque la nuova situazione alla Liberati, Ternana 1, Crotone 2, ha segnato Ricci. A te la linea. Capolista dunque di nuovo a +5 sul Cagliari, siamo al 37° minuto, dunque la nuova situazione con il Crotone in vantaggio sulla Ternana per 2-1. E allora rapidamente vi raccontiamo la rete del raddoppio della formazione allenata da Ivan Juric. Era il 33° minuto, c'è stato un cross dalla sinistra di Palladino, è intervenuto Ricci di testa tutto solo, ha colpito proprio all'interno dell'area di rigore, la palla praticamente battuta sul palo e è finita in rete per Federico Ricci, 10° gol in questo campionato. E subito dopo, pochi secondi dopo, Budimir è andato vicinissimo al terzo gol. Budimir che oggi per la verità si è visto poco. Ternana comunque in inferiorità numerica, lo ricordiamo ancora dal 28° del primo tempo per l'espulsione di Busellato. Adesso ancora Crotone in possesso di palla, con tutta calma cerca di gestire la partita la formazione calabrese che adesso manovra con Budimir, ante Budimir che guadagna però soltanto una rimessa in gioco con le mani. Secondo cambio anche nella Ternana, è pronto con la maglia numero 11 Marco Duganzic, un attaccante, fuori Signorelli, 38° minuto, Ternana 1, Crotone 2, Ascoli. E allora torniamo ancora a Terni, Brughini. D'accordo Corsini, non abbiamo interrotto Bisantis, ma anche qui è terminata la partita, è terminata qualche istante fa e allora subito il finale. Crotone batte Ternana 2-1, dunque ancora 3 punti importantissimi, preziosissimi per la corsa verso la Serie A. Le reti, vantaggio del Crotone al 6° minuto con il difensore spagnolo Garzia Tena di testa, poi nella ripresa il pareggio in avvio di secondo tempo di Cesar Falletti, davvero un gol bellissimo, e poi la rete che ha deciso questo acceso confronto di Federico Ricci al 33° minuto del secondo tempo. Dunque il finale dallo stadio Libero Liberati, Crotone batte Ternana 2-1. Andiamo ad Ascoli.